Blindo Studios presenta. Sì, pronto signor Lorenzo? Sì, io sono Angelo. Ah, lei Angelo? Sì. Ho capito, ma è parente di Lorenzo? No, ma mio padre, voi state cercando il televisore di Lorenzo. Lorenzo è suo padre? Ma è morto nell'85, il telefono è il nome mamma mia, il telefono ancora a nome suo. Lei è Angelo, il figlio? Sì, il figlio. Il figlio Angelo, ho capito. Mi dispiace di aver fatto questa gaffa, ma è derivata purtroppo dal fatto che ancora si trovi appunto sull'elenco questo nome. Sì. Comunque posso parlare con lei? Sì, lei è maggiorenne ampiamente. Sì, certo. Le volevo dire, quel pitbull. Quale pitbull? Quel pitbull che appunto è stato ordinato, penso sia stato lei a questo punto. Abbiamo ritracciato sull'elenco il numero, è venuto fuori questo Lorenzo. Prego? Pitbull il cane? Pitbull nel senso del cane, sì. Io non ho ordinato nessun cane. Ma evidentemente sì. No. Sì, è arrivata un'ordinazione, il numero è questo, noi poi abbiamo fatto ricerche, è uscito fuori il nome di Lorenzo, mi dispiace, ma appunto, però evidentemente è stato lei, sì. Ascolti un attimo, sì, io so che cosa ho ordinato, io non ho ordinato nessun cane. Vedi, poi... lei, allora che cosa ha ordinato allora? Niente. Se lei sa che cosa ha ordinato vuol dire che qualcosa avrà ordinato, no? Lei chi è intanto? Io sono il signor Cagnacci, sono qua del negozio di animali che appunto... Ma guardi che c'è il problema... Sta completamente sbagliando. Ma guardi, ma non ci penso nemmeno a sbagliare. Qui allora, questo numero, è arrivata una richiesta. Che cosa? Che richiesta può essere arrivata? Questo numero l'abbiamo rilevato. Abbiamo rilevato questo numero. Da questo numero è partita una richiesta. Mio padre che è morto non c'entra niente suo padre, non c'entra niente. No, è successo 3 o 4 giorni fa, sì. Ecco, allora guardi, noi appena abbiamo avuto la possibilità di avere un pitbull, l'abbiamo telefonato. Ma sì, ma io non ho chiesto nessun cane. Ma il pitbull è suo. No, guardi, noi l'abbiamo... No, ma lei sta sbagliando. Non possiamo ridarlo indietro, sia ben chiaro. Ma stiamo scherzando. No, la richiesta è venuta da questo numero. A che nome è la richiesta? La richiesta c'è scritto niente, non c'è scritto. Cioè, è venuto, allora non c'è scritto no, aspetti, è venuta, io ce l'ho registrata. Un signore, penso che abbia la sua stessa voce, anzi non l'ho presa io, la telefonata. No, guardi, allora lei che ha detto mi serve un pitbull prima possibile. Noi abbiamo visto il numero. Mi scusi un attimo, ma chi è? Questo signore che è lei ha detto chiamatemi a questo numero appena ce l'avete pronto. Guardate, state sbagliando. Il nome non lo so, ma state sbagliando. Questo numero poi l'abbiamo fatto una ricerca. Noi lo sappiamo anche dove lei abita, tutto quanto, e glielo portiamo. Allora, se vogliamo parlare, vogliamo parlare, qui il cane è pronto, ma che me lo voglio io un cane? Ma figuratevi, ma lunedì è morto mio nonno, figuratevi se io potevo chiamare per ordinarvi un cazzo di cane che non mi interessa nemmeno di cazzo di cane non deve dire, scusi. Perché guardi, è un cane per bene. Intanto lei non ha mai morso nessuno. Lei mi dica non ha mai morso nessuno. E per conto di chi sta chiamando? E poi il fatto che sia morto suo nonno io non c'entro niente, non l'ho ammazzato io. Però non sono stato io. Se lunedì con i funerali di mio nonno io potevo pensare di ordinarmi un cane. Infatti lunedì probabilmente sotto l'effetto della tristezza per il funerale. Secondo allora guardi, lei ha detto è morto il nonno, mi faccia il cane. Ha sentito che pretese questo Angelo? Bisogna ricavarla. No, io non lo so. Tony, non è proprio il momento per dire stupidaggini. Lei non deve fare così e scappare in questo modo. Ma io scappo da chi? Ma intanto lei mi dica lei scappa come un conigliolo. È possibile sapere per conto di chi sta chiamando? Allora, io le sto spiegando. È inutile che lei strepiti, mi faccia spiegare che cosa è successo. Noi abbiamo ricevuto una telefonata, va bene? Ok? Da chi? Aspetti, mi faccia spiegare. Allora mi scusi. Se qualcuno si è introdotto e ha fatto qualcosa. Una telefonata da casa mia. L'ha fatta da casa sua. L'ha fatta da casa sua perché poi praticamente è comparso il suo numero. E questa voce diceva, così mi dice quello che ha preso la telefonata, che dice chiamatemi non appena avete un pitbull pronto perché mi interessa. Ecco, vabbè, tutto qui. Sì. Allora io le sto dicendo che non sono stato io. Questo numero l'abbiamo rilevato essere il suo, abbiamo visto poi il nome di suo padre, vabbè, ecco, e sappiamo anche il suo indirizzo. Adesso lei non può dire di no, cioè il pitbull l'abbiamo ordinato noi. Non lo possiamo dare indietro. E io non posso tenere in negozio un pitbull che mi morde tutti i clienti, capisce? Ma che me ne posso fare
dare io. No, glielo devo dare. Lei lo Ma deve... chi glielo deve dare? Oggi pomeriggio. Chi sta parlando? Oggi pomeriggio. Glielo portiamo, oggi capito? pomeriggio non portate niente, non c'è nessuno a casa mia. Non facciamo... Mi dica quando c'è qualcuno. Lei mi sembra che sta sbagliando proprio persona. No, lei mi sta sbagliando i congiuntivi. Mi scusi, lei mi sbaglia i congiuntivi, ha capito? Non ho voglia, non mi trovo nella cosa di stare dietro a queste baggianate, alle cose... Baggianate. Lei non usi termini toscani, sa. Ma stiamo scherzando! No! Questo qua dice che abbiamo... Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Sì, dove usciamo? Dice che abbiamo fatto una telefonata. Ma che cazzo sta dicendo? Ma sì, va bene, siamo d'accordo. Lei faccia quello che intende fare, a me non mi interessa. Il Pitbull ma non stiamo scherzando. arriva a casa sua. Ma stiamo scherzando. Certo che arriva da lei. dicendo che io per telefono avrei prenotato un cane, poi tra l'altro... non un cane, un Pitbull. Pure di dubbio gusto. No, il dubbio gusto sarà il suo perché è un cane molto buonino, molto buonino. Scusa, oggi mi ha morso 3 clienti e basta, solo 3. Lei chi è che parla con l'avvocato subito? Parli Mi dica il suo nome. No, perché noi è morto mio padre, caro signore. Ma cosa c'entro io? È morto mio padre. Ci lasci in pace. E che è una tragedia greca? Io chiamo l'avvocato e i carabinieri 112. Ora faccio anche subito. I pompieri chiami. No, i carabinieri. No, ma perché si arrabbia così? Va bene, la saluto perché ho in questo momento. Stavo parlando con questo signore. Oh, mamma mia, cos'è? La tragedia greca? Ma come? Ma ragazzi, ma non l'ho ammazzato io il vecchio? Non potevo essere io. Il Pitbull nemmeno, non ha morso nessuno, per la verità, anche perché non esiste. Allora, facciamo così, per rispetto di questi urli tremendi, non chiamiamo più questa famiglia, è morto il nonno e il padre, capito? Il babbo invece è morto nell'85, mamma, e noi andiamo avanti, insomma, non la facciamo tanto lunga, che la facciamo tanto lunga? Così lunga la facciamo, vabbè, rispettiamo il dolore. Però, insomma, cosa c'entra un cane, voglio dire, No, mica ho offeso nessuno, dai, va bene questo, no? Un cane, sì. Vabbè, va bene, però, belli, Pronto? sì, pronto signora, buongiorno, c'è il signor Sergio? Prego? Il signor Sergio? No, ho sbagliato. Perché? A chi c'è? Non abitava lì un signor Sergio? Non abita lì, non abiterà, non abitava... mi dica. Ma chi c'è? Chiedo scusa. Sergio forse magari è morto? Sergio, un certo Sergio. No, qua non ha Mai, mai abitato un Sergio in vita vostra, lì in quella casa? Mai? Lei è sicura? Pronto? Pronto? Scherzavo, dai. Sergio sono io. Ho cercato di scherzare così all'inizio perché volevo parlare con te, tesoro. Sei meravigliosa, fantastica e mi sono innamorato di te. Con chi sto parlando? Chiedo scusa. Mi chiamo Sergio, sì, quello è vero. Ho cercato di scherzare, ho detto ma Sergio c'è, non c'è. Ho visto che nessuno conosceva Sergio, adesso sì, perché sono io. Ma scusi, con chi parlo? Sergio? Ma chi cerca? Cerco te, tesoro, io sono innamorato di te. Te lo dico, guarda, proprio col cuore in mano. Ecco, non importa se tu mi sbatterai il telefono in faccia, come ti pare. Te sappi che io ti amo. Ma forse abbiamo sbagliato persona. Ma che vuol dire se sei sposata e hai una figlia? Ma cosa vuol dire? L'amore che sta a guardare queste cose. Sono innamorato, non ci posso fare niente. Capisci? Cioè, niente, ti dico che sono innamorato, non voglio dirti altro, né chiederti niente. Solamente farti sapere che c'è un uomo che ti ama. Ma credo che forse lei abbia sbagliato persona. Ma perché? Non hai fiducia in te? Pensi che tu non possa essere amata da un uomo? Chiedo scusa, ma lei sa come mi chiamo? Tesoro mio, il tuo nome è amore, per me è amore, e anche Venere, la piccola mia Venere tascabile. Ti ho sognata tanto, sai. Ridi, Va bene, mi fa piacere che tu rida. Perché è bene che ti metta allegria. L'amore deve mettere allegria, perché quando mette tristezza è un problema. Chiedo
scusa, che sicuramente aveva sbagliato numero. Ma no, tesoro, no. Se vuole le passo mio marito. Sì, passami tuo marito, guarda, non c'è niente di male, il mio è un amore puro, puro, non cercherò mai di toglierti a tuo marito, stai tranquilla. Pronto? Beh, e il marito dov'è? No, scusa, volevo dire, io non cercherò mai di toglierti a tuo marito, sarai tu che verrai via spontaneamente, non appena mi avrai conosciuto. Ho richiamata? Ah, sì, Beh, scusate, questo è... Oh, eh? Il cosa? Oh, accidenti, stavo buttando giù, aspetta. Dicevo, scusate la digressione dal cane, ma qui mi è sembrato il caso, visto che non c'era nessun Sergio, sono diventato io. Mi sembrava il caso di imbroccarla. Diceva il? Il servizio di segreteria non è attivo. E che se ne frega? Cioè, ora questa è nuova. Cosa me lo dice a fare? Allora, niente segreto, non è attivo e non è nemmeno il numero. No, c'è qualcosa che non mi guacchia. Scusa, ora me lo ridice. Il servizio questo non me l'hanno mai detto. Giuro che non me l'hanno mai detto. Il servizio di segreteria non è attivo. E che se ne frega? Cioè, voglio dire... Il su pu. Va bene, d'accordo. Sì, allora si va da un altro. Per un nome straniero. Che glielo facciamo il pitbull? Facciamo il pitbull? D'accordo. Sì, come no? Ecco. Sì. Dice, ha sbagliato persona. Uno non può innamorarsi di una sposata. Ma perché? Evidentemente lei ha coscienza della sua fisicità. Probabilmente è quello che è. Allora lei ha gli specchi in casa. Ecco, il problema è quello. Sarà quello. Come può uno innamorarsi di me? Qui non c'è... Che effettivamente i nomi... Aspetta. Dicevo, i nomi stranieri spesso mi fanno... Oi, scusa, mi scivola il dito, che sto facendo? Ecco, mi fanno il bidone, non ci sono, vero? Ecco, sì. Ecco, vai, ecco fatto. Ecco, fatto, un altro numero. Tanto il cane è un pochino inquieto, Mi ha morso altri 2 clienti nel frattempo, no? Ma solo 2, più 3 fa 5, è una buona media. Purtroppo qui ancora, sì o no? No, questo si è chetato. Improvvisamente, io non so cosa stia chiedendo, ma qualcosa sta succedendo, e cioè niente, niente di niente. Va bene, se ne fa un altro. Morto un papa, e l'abbiamo visto anche recentemente, se ne fa subito un altro. Oh, mancherebbeci. Sì, va. Vediamo adesso. Pronto? Sì, pronto, signor Filippo? Sì? È lei? Sì. Bene, allora il pitbull è già pronto, glielo portiamo o viene lei a prenderlo? Che cosa? Il pitbull. Ma noi non abbiamo ordinato niente. Ma come niente? Signor Filippo, via, non facciamo scherzi, Come non facciamo? Noi abbiamo ordinato a nostra volta il cane ora è pronto, è disponibile. Scusi, lei ha richiesto che appena fosse stato pronto dovevamo chiamarla. Io l'ho fatto. Io non ho ordinato niente. No, lei ha ordinato un pitbull. Signor Filippo, io non posso mica rimandarlo indietro, sa il cane. Sì, buono. Sì, va bene. Ha capito? Sì, io non devo prendere niente. No, glielo portiamo noi, No, non c'è bisogno, oggi perché pomeriggio. Io non ho ordinato niente. No, io glielo no, come no, lei ha ordinato, lo prende e lo paga anche. Io? Sì, certo che lo paga. Non so che scherzo è questo. Ma quale scherzo? È un pitbull, è un bellissimo cane. Ma scusi, con chi sta parlando? Con chi sta parlando? Sono Cagnacci, io sono del negozio. Con quale famiglia? Ma lei, signor Filippo, non lo so della famiglia, io solo so che il numero è questo. Lei ha fatto l'ordinazione, dice mi chiami. La saluto. Ma guardi, il cane glielo portiamo alle 5:30. No, è inutile che lo porti perché noi non abbiamo ordinato È niente. inutile che? Come? Come ha detto, è inutile che?
È inutile che porti il cane, che io non ho ordinato niente. Perché prima ha detto che lo porta e poi ha detto che lo porti? Ma che strano, è strano. Che strano, guardi ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo lei? Cosa sta dicendo? Ma come si permette? Ha capito? Sì, domani. E stia attento ai congiuntivi. No, oggi, si viene oggi. Congiuntivi variabili, sì, una volta giusto, una volta poi lo faccio ripetere, chissà, forse, no, magari, chissà, a volte ci sta un po' più attento, e via. Guarda, mi spiace che la prima famiglia, no? E che gli era morto il nonno, che se gli fosse morto il nonno, questo mi avesse fatto la tragedia greca, me li sarei portati avanti e lì, mamma, urla, vero? Vabbè, ma cosa sta dicendo? Vediamo adesso, sì. Pronto? Sì? Ah sì, buongiorno, c'è il signor Cosimo? E chi è lei? Sono Cagnacci del canile comunale. È pronto il pitbull che ha ordinato? Un momento, passo sua figlia. Ah, sì. Sentiamo la figlia. Ma, vediamo bene. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Canile comunale, qui abbiamo il pitbull che il signor Cosimo aveva ordinato, Il pitbull. Mio padre ha ordinato un cane, un pitbull. Sì, certo. Mio padre. Ok, certo, lui. Senta, se sto sbagliando, perché noi non abbiamo bisogno di pitbull. Ma lui sì, evidentemente, ha fatto l'ordinazione, noi l'abbiamo tutto, insomma, sistemato, è pronto. Mio guardi, padre. È un bravo cane, insomma, morde un po', No, ma... la ringraziamo, tenetevi No, pitbull. non mi deve ringraziare. Devi sbronare, però Ma non ci riguarda questo ma è lui caso. che lo voleva, me lo può Non passare? lo voleva mio padre non ha ordinato Ma a lui ha nessuno, fatto l'ordinazione, me lo può, lui è venuto, mi può va bene. passare, signor Lui Cosimo? l'ha ordinato, mio padre non c'è attualmente perché è fuori reggio. Vabbè, allora lei mi deve dare un sì o un no. Cioè, noi glielo portiamo oggi alle 5:30. No, lei non porta niente. No, qua, glielo perché portiamo adesso non trova subito. nessuno qua Glielo a portiamo casa. subito alle 5, ma anche se non trovo nessuno. Prima... Lei porti quello che vuole perché io non faccio altro che Il chiamare la pitbull. polizia e farla venire sul posto alle 5:30. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Ho chiamato prima. Mi ha risposto la signora. Sì? Sì. Per il cane, Quale cane? del signor Cosimo. Ma noi non abbiamo cani. Lo so che non l'avete, infatti lo volete. No. Il pitbull sarà consegnato oggi stesso, Ma vedete che avete sbagliato. Glielo portiamo noi, mi raccomando, le diamo anche tutte gli antidoti, le punture antirabbiche, tutto quanto, le siringhe, Sì, le ma portiamo guardi tutto. che non c'è nessuno qua, che stiamo andando a lavorare. Vabbè, ma chi ve lo fa fare andare a lavorare, scusate? Potreste godervi la vita invece lavorate? Sì. Comunque, in giornata noi vi passiamo, Sì, ma noi non ci siamo, va bene. E quando ci sarete ve lo portiamo, anche stasera all'ora di cena ci sarete, vero? Va bene. Certamente. Allora portiamo il pitbull, va bene? Non ha risposto la stessa persona di prima, ma un omino e quindi abbandoniamo questa, perché vanno a lavorare. Vi rendete conto vanno a lavorare? Madonna, poi dice nei sud, perché nei sud siamo, c'è disoccupazione. Oh sì, se vanno sempre a lavorare. Ma allora voi ci pigliate il culo, Via. Beh, allora, sì. Leggo un'ultima ora che dice stressato dal lavoro paga l'azienda. È arrivata ora. Guarda caso. Sì, è stressato dal lavoro. L'azienda può essere chiamata a risarcire la sofferenza patita dal dipendente stressato per il lavoro. Bene, buona sapersi. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, che ha condannato una società di vigilanza di Arezzo a risarcire un ex lavoratore con 4.000 euro per la depressione causata dai turni troppo stressanti. Per la Suprema Corte l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e la tutela della salute vengono garantiti. Così ho letto anche questa notiziola che potrebbe essere utile, è successo proprio ad Arezzo. Dato nel frattempo, ma guarda un po', ma te dimmi, va bene, anche io sono molto stressato, ho dei turni di lavoro. Selezionato e... Zitto te, vedi, questo è lo stress, ecco.
dei turni massacranti, ecco, da mezzogiorno alle 4 ragazzi, tutti i giorni, anche il sabato sapete, anche il sabato, ecco, sì, mi faccio risarcire, massacranti questi turni, Madonna. No, la preghiamo ancora? di verificare che il numero sia corretto. Ancora, ha fatto un altro numero ancora e questo mi dice sempre le stesse cose, ma allora c'è qualche cosa qui che non mi... Vediamo qui, facciamo un altro numero, che verifico sempre, mischero. Dunque, sì, ecco, ora, meno male, sì, turni massacranti, sì, voi fate i turni massacranti? Bene. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì. Guardi, qui i turni sono massacranti, bisogna cambiare qualcosa, Forse avete sbagliato numero. No, signor Natale? No. È il figlio? No. È il nipote? No, No, mi dica chi è! No, un cazzo! Mi dica lei chi è? Maurizio, ecco, è parente di Natale? No. E Natale chi è? Che ne so? Ah, che ne so, bella questa, bella. Cioè, io telefono a Natale, il Natale non sa, questo Maurizio. Maurizio? Allora, avete sbagliato numero, arrivederci. Avete chi? Che so chi siete? Ma chi siete? E sono uno io, uno solo, hai capito? Uno. Bischero. Cioè, no, bisogna dirglielo che quando si parla a una persona si dice sbagliato. No, avete. Lo dico subito. Ma avete. Chi siete? Ma come siete? Non solo. Pronto? Sì, signora, dica a quel Maurizio lì che faccia meno il furbino e che si comporti meglio al telefono. Chi siete? Ma anche lei, ma scusi, non voi, sono una persona sola io, sono solo, quindi io sto telefonando da solo, quindi non può dirmi voi. Ma scusate, noi che sappiamo... Ma come scusate le mie palle che sono due. Scusate, noi che sappiamo chi siete voi. Prima di tutto vi presentate e mi dite nome e cognome. Scusate, siete presentate, dite, ma scusi signora, scusa, sei o è... Ma Maurizio le ha detto lei chi è? Perché? Lei chi è? Perché quando lei telefona deve dire nome e cognome. Ma io glielo dico, brava, ora sì che... E lei non l'ha detto. Ora glielo dico perché dice lei, se mi dice lei va bene. Maurizio le ha detto che ha sbagliato numero. Ma se lei mi dice voi, siccome sono uno solo, io dico ma cosa devo dire io? Cioè non siamo un gruppo di persone, sono solo. Quindi, come? Scimunito. Oh, come si permette, Come si permette di dirmi non si moneta, Pronto? Ma scusa, come faccio a dire un nome e un cognome? Un gruppo, siamo un gruppo, voi siete, fate, dite, insomma, bisogna richiamare. Scimunito mi ha detto, Maurizio è partito di testa, sai, è stressato per il lavoro, troppo lavoro, sì, di mano. Sì, vediamo. Non risponde, è uno scimunito. Ma cosa sto dicendo? E infatti non rispondo. E non rispondono, infatti. Non rispondono. Vabbè, d'accordo. Oh, chi se ne frega, Chi se ne frega? Cioè, bisogna che capisca e che faccia capire a queste persone che non si dice voi, non si dice siete, si dice lei è, capito? Cioè, una persona sola. Perché il voi è riservato a un gruppo di persone. Si dice voi alla persona singola e voi al gruppo di persone. Com'è che qui ho fatto un numero? Ma è roba? Ecco. Vabbè, qui, vabbè. Facciamo questo. Ecco. Va bene così, va bene. Scusa, è come i francesi allora. C'è vous per dire lei, e anche vous per dire voi, più di uno. Noi siamo francesi, noi abbiamo la lingua più circostanziata. Pronto? Pronto? Come la sento lontana? Lo so, è il telefono. È il telefono? Sì. Però la vorrei sentire più vicina perché sa. Adesso come mi sta? Ora va molto meglio. Va molto meglio. Senta, lei è parente di Lorenzo, la moglie? È la figlia. Lei la figlia di Lorenzo, ho capito. Sì. No, io devo parlare con lui se c'è, se no parlo anche con lei.
Adesso non c'è, se lei mi dice chi è... Oh, brava, mi date lei, mi fa... perché di solito dicono voi e non mi piace. Ecco, senta, allora, lei è la figlia? Sì. Ecco, allora lascia detto a suo padre, questo, ha telefonato Pasquale. Sono io. Pasquale, sì, Pasquale, ecco. Gli dice quanto segue quando lo vede. Quando lo vede? A che ora? Non lo so, dovrebbe ritornare in questo momento. Va bene, dunque, allora, gli dice così, che io, Pasquale, entro stasera gli avrò trombato la figlia. Come? Dice, lei dice a suo padre, caro papà, Lorenzo, entro stasera Pasquale ti avrà trombato la figlia. Come simpatico. No, sono simpatico, sentirai, sono anche piuttosto, insomma, ben messo. Sì, allora vai a trombare tua figlia. Ma no, davvero, io trombo solo le figlie degli altri, scusa. No. Io incesti non li faccio. Mamma. Come? Vatti a trombare tua mamma. Ma no, ma allora, già con gli incesti, oh! Come? Ma io non faccio incesti, trombo solo le mamme, le figlie, le mogli, le sorelle, le cugine degli altri. Addirittura. E anche le nipoti degli altri. È perché evidentemente non ti vuole nessuno. Come non mi vuole nessuno? Sono loro che mi vogliono. Sei messo proprio male. No, sono messo bene come ti ho detto prima, sono messo bene, sai. Ah sì, Sì. sei messo bene che ti vai a fare le figlie, devi vedere se però la figlia ti vuole. Ma certo che mi vuole. Sì. Sì, la figlia di Lorenzo entro stasera sarà stata mia. Allora, facciamo una cosa. Sì? Siccome la figlia di Lorenzo sono Sì. io, se hai le appunto. palle, vieni stasera qua sotto casa che te lo dico io se ti È voglio proprio perché chiedere. ho le palle che vengo. A che ora? A che ora vuoi? Puoi venire pure adesso, se No, hai le palle. ora non posso perché devo lavorare. Ah, tu lavori e che fai? Scusa, il magnaccio? No. Un lavoro molto serio, figuriamoci. Perché una persona come te è seria. Sì. Comunque, stasera... Io faccio il sagrestano. Faccio il sagrestano. Come? Sono un sagrestano. Chi? Io. Tu? Sì, io. No, vedi, siamo già passati al tu, che bello. Già siamo in confidenza. Perché sono stata troppo educata a darti del lei. Allora, appunto, diamoci del tu perché questo ci avvicina ancora un po'. Entro stasera, appena arrivo, mi raccomando, io entro mezzanotte devo aver fatto questa bella cosa con te. Ma tu vieni, tu non ti preoccupare. Stai tranquilla che vengo. Conoscere. Ti voglio conoscere. D'accordo, dimmi tu a che ora precisa, perché sono una persona precisa. Sei preciso? Alle 9:30 va bene? Fino a che ora lavori? Io lavoro ora tutto, non ho un orario fisso, cioè vado fino a che il prete mi dice però diciamo verso dopo le 6 di solito sono libero. Sì. Vabbè, vieni alle 9:30. Alle 9:30 va bene? Suono il campanello, che fai? Salgo su o scendi tu? Ma volevi papà? No, volevo te. No, mo sta salendo a papà glielo dici, a papà glielo dici. Come? Ma ormai a papà glielo dici tu, che entro stasera, entro mezzanotte. No, ma se hai le palle, glielo dici tu. No, le palle te le riservo per te, scusa, non posso mica non le spreco con tuo padre. Di papà, glielo dici tu a papà. Va bene, d'accordo. Lo vuoi? Lo aspetto, ma se arriva. No, è già arrivato, te lo passo. Allora passamelo. Pronto, sì, buongiorno. Senta, le volevo dire una cosa. Io mi chiamo Pasquale. Sì. Ecco, devo dire la verità, sua figlia mi ha fatto delle avance. E io sono una persona troppo seria, faccio il sagrestano. Ecco, non posso accettare. Ecco. Quindi dica a sua figlia che non è il caso, anche se lei vuole, insomma, conoscermi meglio e avere con me... Sì, ma tu mi vuoi conoscere a me? No, io guardi, voglio starmene per conto mio. Che mi faccio conoscere io. Prego? Vieni sotto casa, se no che mi faccio conoscere io. Ma come? Io ho detto che non voglio far niente. E allora non chiamare più, già. Ma come ti permetti? Siete mafioso, Sentite roba, capito? Che roba? Sentite che roba? No, dico, sentite che roba? Gli ho detto non volevo fare niente, Mamma mia, ragazzi, c'erano tutti con sotto casa, e io ci vado, cioè lo richiamo, basta, sì. Ma io ho fatto un bravo ragazzo, non volevo fare niente, Sì? Non è che lei ce l'abbia con me per caso?
Fammi a sentire, ma chi sei? Io mi chiamo Pasquale. Pasquale, e non ho non nessuna scatole. intenzione di cedere alle avance di qualsiasi ragazza. Stammi a sentire, non mi deve rompere le scatole, hai capito? Ma quali scatole? Ma quali scatole? Tua figlia mi dice, ma ce l'hai le palle? in palle? culo, vai, non chiamare più che ti vengo a prendere sotto casa e ti rompe il culo, hai capito? Ma ha detto ce l'hai le palle, mi ha detto. No, ce l'hai tu le palle, vieni sotto Io casa. ce se l'ho, le ma palle. mi ha chiesto se avevo le palle, mi ha chiesto. Ce l'hai le palle tu? Sì, certo che ce E l'ho. vieni sotto casa, adesso che ti aspetto. No, ma io non ci vengo perché non ho nessuna intenzione di No, non di c'è le scendere palle, se a no te le questi taglio le palle, compromessi. te le faccio mangiare. Lei voleva vedermi le mie palle, capisce? Hai capito? Le palle le fai vedere a tua moglie, a tua sorella, a tua madre. Ma certo, ma certamente non a tua figlia. Anche se lei le vuole vedere. Sia ben chiaro, sia ben chiaro. Ma cosa vuoi risalire? Tu puoi solo ridiscendere, capito? Perché io ho detto che non voglio. Ignorante e cretino, depravato. Ah, grazie. Grazie, molto gentile. Quando ho detto che non volevo fare niente, mi dai depravato. Poi stronzo che non sei altro. Anche stronzo, ma non volevo fare niente io. Stronzo, non devi fare niente, sai cosa devi fare? non Una voglio- sega. Una sega. Guarda, meglio. Hai visto? No, dico, a far di bene a Sciui. Io non lo so mia, ragazzi. E ho detto tutte cose per benino, io non voglio fare nulla. Questo qui addirittura mi dà del depravato, di tutto, mi ha detto tutto. Purtroppo, vedete che purtroppo, queste persone sono strane, sono strane. Andiamo avanti. Come mai tu, questo occupato, va bene, si vado un attimo, sì, sì, sai, io ho cambiato, ho rigirato la frittata col padre e stranamente ho avuto lo stesso, cioè credo che avrei avuto la stessa reazione anche se avessi detto voglio rubare tua figlia, uguale. È incredibile, ma le persone sono così. Che è? Cos'è? Un lungo suono che non so dove ci porterà. Non lo so. Ragazzi mia, sì, niente, qui un lungo suono che non niente. Sì, che tu vuoi fare? Ma la gente è così, ma la gente, io a volte mi domando, no, te sta buono. Pronto? Sì, pronto? Signor Carlo? Sì? Bene, molto bene, signor Carlo. Mi fa piacere sentirla. Ditemi. Ecco. No, sono uno solo, signor Carlo. Ditemi. No, non mi viene, la voce la conosco. mi dica, lei deve dire, mi dica. Dica. Dica, ecco, dica. Dico. Signor Carlo, ho il piacere di annunciarle che io convolerò a giuste nozze con sua figlia. Sì. Bravo. Sono fidanzato con lei, anche se diciamo non ufficialmente, ma Sente, io devo mangiare, D'ora non in ho tempo da perdere. C'è sua figlia in casa? Sto mangiando. C'è sua figlia? No, sono solo. È solo? Sì. Vabbè, ma quando torna sua figlia? Niente, non c'è. Non c'è? No. E dov'è? Non c'è. E dove è andata? Io devo chiudere perché sto mangiando. Io la sposerò. Va bene. Ma io voglio la sua approvazione però. No, niente. Non me la Non approva? ho figlie femmine io. Porca miseria. è andata male. Ce l'ha un maschio? Devo mangiare. Ce l'ha un maschio? Sto mangiando. Sposo il maschio. Ma il maschio è per le donne, non è per i maschi. Ma questo lo dice lei? Lo dico io. E quando si veste da donna, No. ecco perché ho detto femmina, perché lui la sera si veste da donna. Sì. Quando si veste da donna sì, non è sì. tanto maschio, sa? Mi fa mangiare. Vedesse che palle che ho. Non risponde, no. Guardi, Mi fa mangiare. vedesse che palle. Se gliele io metto chiudo. sulla tavola, lei quasi le viene fame. Però non gliele metto sulla tavola, ci mancherebbe. Sì. Magari me ne taglia a fettine, Sì. Sì o no? Sì o no? Arrivederci. Che cosa sta mangiando? Arrivederci. Non ci siamo mai visti. Arrivederci. Non ci siamo mai visti. Arrivederci. Che cosa vuol dire arrivederci? Oh, mamma mia, ragazzi. Questo è mangiare è troppo importante per lui. Oh, mangiare.
Vabbè, andiamo un altro. Sì. Fanno il mangiare. Mangiare, troppo importante mangiare. Non c'è altro nella vita. Insomma, Bah, andiamo. Dove andiamo? Ho visto anche un onorevole. Ho visto un onorevole. Vabbè, andiamo qua. Sì. No, scusa. Così. Ok, sì. Uno che si mette sull'elenco fantastico, On. È anche un nome piuttosto, infatti non lo chiamo. È un nome che conosco. Va bene, On. Pronto, buongiorno. Mr. Domenico, per favore? Come? Mr. Domenico, per favore? Siete voi, Mr. Domenico? Pronto? Volete? Mr. Domenico? Lei chi è, scusi? I am Sherlock Holmes. Che ne sei? Sherlock Holmes, che ne sono? Sherlock Holmes. Devo parlare con Mr. Domenico, per favore. Allora, sono io, Mr. Domenico. Bene. Il mio nome è Sherlock Holmes. Qui con me c'è il dottor Watson. Sherlock Holmes. Insomma, si vuole? Perché? Why do you laugh? Perché ride? Why are you laughing? Vabbè, lei sta scherzando. No. Qui mia pipa si spenge. Stai attento. Watson, accendimi pipa. Fammi una pipa, Watson. Elementare, no? Così, con la bocca, no? Allora, pronto? Sì. Allora, Mr. Domenico. Yes, mi sente? Sì. Oh, yeah. Sir Arthur Conan Doyle mi ha parlato di lei. Vabbè, che chiudo, va, ho capito. Dove? Cosa? Mr. Domenico. Ma chi sei? Presentati, dai, forse non chiudo, dai. Sherlock. My name is Sherlock Holmes. Sì, vabbè, ho chiuso, va. Ha chiuso? Dove? Non ho ancora chiuso. Adesso è chiuso. ma Watson, il povero Watson diceva che e non sapeva come fare. Ma via, con la bocca, no? Vabbè, niente. Mi è venuto così di fare Sherlock Holmes. Cioè, come si chiama? Sherlock Holmes. Ma il problema è che forse era un nome veramente troppo conosciuto. Sì. Pronto? Gesuzza! Sì? Gesuzza mia! Gesuzza! Sì, con chi parlo? Gesuzza! Santa e benedetta! Gesuzza! Beato me che parlo con te, Gesuzza! È tanto tempo che non ci sentiamo, Gesuzza! Ti ricordi di me? Dimmi, no, veramente no. Chinesine! Salvatore! Gesuzza! Salvatore chi? Salvatore del mondo! Masceri, scusami. Chi? Andrea? Che ha detto? Andrea? Che sì. Cosa sta guardando in televisione? Ah no, c'è mio figlio che... E ditemi, ancora non mi sono resa conto, con chi parlo? Puoi passarmi un attimo tuo figlio? Chi? Mio figlio chi? È tuo figlio quello che parlava prima. Ah no, è alla televisione. Appunto, come alla televisione? È dentro lo schermo? Ma no... Sta facendo una fiction? Una fiction? No. Gesuzza! Guarda, non ti ricordi del tuo Salvatore? Ma dove ci siamo visti, scusatemi? Ci siamo visti nel presepio, Gesuzza. Dove? Nel presepio, io ero uno dei pastori che portava la pecora, Gesuzza. Tu stavi nella mangiatoia, Gesuzza. Ma state scherzando? No, Gesuzza. E da dove chiama? Ma io chiamo da Betlemme. Quasi io sono rimasto, faccio sempre
l'umile pastore, sai, e le mie pecorelle, vedi qua, vedi la Gesuzza, ho visto un angelo che diceva, gloria a Gesuzza, e Gesuzza, finalmente ti ho trovata. Va bene, tante cose, mi chiedo scusa che c'è mio marito che sta mangiando. Ma cosa, come hai detto, mi chiedo scusa? Sì, mio marito sta mangiando. Sì, ho capito, tu hai detto mi chiedo scusa? Vi chiedo. No, hai detto mi chiedo scusa. Ah, no. Che te la puoi chiedere da tia? La scusa. Ma perché non mi passi tuo marito, tuo figlio, qualcuno? Sta mangiando mio marito. Ah, è sacro, più sacro del presepio. Ma da dove chiama? Come si chiama? Ma tu, Gesuzza, ti sei sposata? Ma dove sono vecchia io? Da dove chiama? Ma io chiamo da Betlemme. D'accordo, allora una preghiera per me e arrivederci. Arrivederci, ci vediamo da qualche parte, nel cielo, nel mondo. Gesuzza! Oh, come la ti puzza! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui in sollazzo, non mi rompete.